Calcio e Serie B, uscito il calendario, debutto il 22 agosto, il Padova riceverà il Novara, in trasferta a Bergamo invece il Vicenza contro l'Atalanta. Derby per Portosummaga e Cittadella, giocheranno a Udine perché i Granata sono in attesa dell'ampliamento dello stadio, ma sentiamo tutte le novità per quanto riguarda i neopromossi in Serie Cadetta con Anna Vitaliani. Debutto con doppio derby per il Portosummaga, neopromosso in Serie B. Nel giorno della presentazione delle nuove maglie, su tutte il color granata, esce il calendario. Primo derby 22 agosto contro il Cittadella, il secondo a Vicenza. Il nuovo allenatore Fabio Viviani si prepara a completare la squadra, mancherebbe ancora qualche tassello importante. Dal ritiro ad oggi sono già arrivati 5 giocatori, giovani, perché l'idea della società che io condivido è quella di fare le cose con gradualità. E a investire su questi giovani 2 famiglie, la società Mio e il nuovo sponsor Cap Arreghini. Sentiamo Rosanna Arreghini. Abbiamo deciso di unire le nostre forze perché crediamo nel futuro di questa squadra. Quasi sciolto infine il nodo stadio, la Lega Calcio avrebbe ufficiosamente accolto il progetto di ampliamento del Mecchia, 500 nuovi posti a sedere con strutture mobili, avvio dei lavori a fine mese. Nel frattempo il Portosummaga sarà ospite a Udine. Il sindaco Antonio Bertoncello. Abbiamo trovato una soluzione tecnica che consente di aumentare i posti senza intaccare la struttura che ormai ha più di 50 anni. Siamo una società, siamo una squadra e faremo in modo di rendere la vita molto difficile a tutti.